Una buona serata a tutti, fase ad eliminazione diretta della 15ª edizione Crese Cup, arriva l'inquinamento acustico anche per il nostro pubblico, cercheremo di dire le cose con più esattezza possibile. Prima gara d'eliminazione diretta tra le gomme Marcello in completo nero, subito in possesso palla contro Agmen, e subito il primo impegno per il portiere di Agmen, Mattias Castellarin. Gomme Marcello che sono arrivate prima in classifica nel girone B con ben 31 gol fatti in 3 partite, per cui davvero una macchina da guerra quella di Zetto e compagni. Subito Zetto per Muyesan e c'è il gol, passa pochissimo, 20 secondi appena, e vantaggio delle gomme Marcello. Rete del giocatore più prolifico in assoluto, il capitano Matteo Muyesan, servito da un grande break di Zetto subito in evidenza. E per Agmen strada in salita dopo un paio di palloni giocati. Dirige l'incontro, giusto per completezza, il signor Romeo Fabrizio. Pallone sulla sinistra, c'è superiorità numerica, Stipancic può provare col destro a giro, grande giocata questa. La vede sfilare alla sua sinistra Castellarin, finisce fuori di un metro più o meno. Bella questa chance però, è bello anche il movimento sulla sinistra di Cocciani. Ora Stipancic vuole il dialogo corto con Tentindo, non passa però, allora Tarable, possibilità di 2 contro 2, le finte su Cocciani, ottimo movimento, Tarable con la punta del piede, c'è la leggera ma decisiva deviazione delle gomme Marcello e pareggio di Agmen. Grande accelerazione però qui, il giocatore probabilmente più veloce di tutti per Agmen, Luca Tarable. E quindi al 6° minuto di gioco arriva il gol che impatta la situazione. Guarda Zetto, pallone un po' timido, ma c'è il grande numero su Milic. Zetto si alza il suo destro, sempre fase di preparazione splendida del numero 8. Conclusione però difetta un po' di precisione, e allora 0 problemi per Mattias Castellarin. Recuperano allora le gomme Marcello col solito Stipancic, bolide per Muyesan, gran controllo col petto. Aiello non lo lascia passare, però grande giocata ancora, palo clamoroso, è ancora giocabile e con freddezza Muyesan per Tentindo. Rete del 2-1 delle gomme Marcello. A metà del primo tempo, quasi 13° di gioco. Grande giocata di Stipancic che meritava francamente il gol, bravissimo poi Muyesan, senza spazio a vedere il compagno a mezzo metro dalla porta. Tentindo ne fa di ben più difficili, figuriamoci se sbagliava questo. Sostanza non cambia comunque, adesso altro errore di Aiello, questo pesante, 2 contro 1, Tentindo Muyesan, tutto troppo semplice in questo caso. 3-1, azione fotocopia al gol che aveva sbloccato la partita, prima era stato Zetto nell'assist, adesso Tentindo che recupera e prepara il regalino a Muyesan che scarta più che volentieri. 3-1 gomme Marcello. Quarto d'ora di gioco superato da poco in questo primo tempo. 17 abbondanti sul cronometro del primo tempo, sempre 1 per chi attacca, 3 per chi difende. Zucchini adesso disorienta bene Tentindo, vuole il mancino, lo prova, chiuso Milic, non ci arriva per una virgola. Bravo Nicolas Zucchini comunque. Mancino se ha spazio può far davvero male da quasi ogni posizione. Ora Tentindo, ancora Stipancic, arriva Bernobi che la recupera solo un momento. Poi Zetto dentro, gran palla per Tentindo, anticipo su Castellarin, gran palla dentro di Zetto, ottimo l'anticipo sul portiere di Tentindo che fa doppietta e 4-1 gomme Marcello. Davvero un gran gol, Castellarin è anche molto sportivo a fermarsi perché poteva franare addosso all'avversario in caso di uscita valanga. Sulle punte come un danzatore qui Tentindo, non c'è spazio per il lungolinea, allora si riparte da Male che ha una discreta mina da fuori, stavolta la porta rimane molto lontana e l'arbitro Romeo Fabrizio dice che per il primo tempo basta così. Come Marcello 4, Agmen 1. Valori in campo abbastanza definiti, per Agmen serve una ripresa di tutt'altro spirito e tutt'altra concentrazione, magari con qualche conclusione in più in porta.
Tutto pronto per la ripresa delle ostilità di questo primo ottavo di finale Krese Cup. Gomme Marcello a riposo sul 4-1 contro Agmen, doppiette di Muyesan e Tentindo. Dalla parte opposta provvisorio 1-1 di Tarable. Subito Tarable proprio fortuito il tocco sul braccio, sverniciato da Kociani che parte a 1000 all'ora. Iello. Adesso Muyesan dentro per Tentindo, copre bene però la posizione Agmen con Markovic. Tarable per Bernobi, 1-2. Lo spazio per il destro, stavolta Bonin accenna il volo, non serve l'intervento, Sfera che si impenna. Sembra sicuramente più volitiva però la squadra in svantaggio di 3 gol. Cerca se non altro l'episodio per dimezzare lo scarto e provare a riavvicinarsi alle gomme Marcello. Preferisce saggiamente giocare corto con Ponis. Adesso c'è un po' di spazio per lui, destro! Volo plastico qui di Castellarin. Anche discretamente spettacolare. Provato la soluzione da quasi metà campo Stipancic, che però insomma ce l'ha nelle corde. Ora corner non gestito granché, può ripartire a 100 all'ora Zucchini. Si fa vedere Tarable, pallone adesso per lui. La finta col destro. C'è ancora spazio, perde forse il momento giusto. Zucchini, doppia deviazione, non riesce a salvarla Bonin. Perso il momento propizio per cercare la battuta Tarable. Adesso teso su corner Stipancic però. C'è Muyesan che ha spazio, Tentindo detta la profondità. Muyesan va a puntare l'avversario. Il sinistro se ne va molto bene Muyesan. Adesso primo palo per Zucchini che vuole il sinistro. Lo cerca, lo trova! Gol spettacolare di Zucchini. Sembrava aver perso quasi il momento per calciare, poi ha trovato questo proiettile. Insomma, tira fuori dal cilindro, veramente un gran gol. 4-2, 6 minuti sul cronometro della ripresa. Parte proprio Zucchini, la bomba che fa tremare la traversa. Tutta potenza, qui Bonin non è riuscito a intervenire. E sfiora soltanto il gol del 3-4 Agmen. Adesso Muyesan contro Markovic con una mano secondo i grigiorossi, ma si continua perché la palla ce l'ha Zucchini. Grande taglio dentro per Tarable che supera Bonin e c'è il gol del 4-3. Trova la rete del -1 e questo è tutto di Tarable senza deviazioni. Altra grande giocata di Zucchini. Prima un gol veramente straordinario, poi una traversa su punizione che ancora trema e adesso un corridoio dentro che Tarable con la sua velocità sfrutta alla perfezione. 3-4, partita completamente riaperta. E adesso ha perso sicuramente un po' di certezze la squadra in maglia nera, che però ha spazio con Tentindo che può accelerare su Markovic, dentro per Stipancic. Gol fondamentale del numero 6, faro della sua squadra nel primo tempo, e qui trova una rete veramente importantissima. 3-5 per le gomme Marcello. Quasi 11° nel secondo tempo. Episodio importante questo. Crea lo spazio per Zetto con un'ottima gestione del pallone. Zetto sul destro. Va ancora da Stipancic che prima ha impegnato il portiere. Ci riprova. C'è la deviazione di testa di Muyesan. Davvero Condor d'area di rigore, stava trovando un gran gol comunque. Pallone che ha colpito la traversa in pieno e probabilmente la riga. Difficile da qua capire se fosse dentro o fuori. La chiama Riccardo Male all'indietro a gran voce. Pallone per Tentindo che la controlla con un po' di tutto. Kociani sul fondo, accelera, pallone all'indietro, Stipancic. Grande parata qui di Castellarin che rimane fermo. Alla fine se la fa sparare addosso. E ora il recupero provvidenziale di Tentindo che scappa subito in contropiede. Ancora Iello che cambia con intelligenza per Markovic. Tarable lo ferma, Riccardo Male, poi Stipancic fa proseguire Tentindo. 3 contro 1 potenziale, Tentindo per Stipancic. Serie di finte ancora addosso a Castellarin. Tentindo ha lo spazio per provare il secondo palo. Cerca il colpo di biliardo, Sfera che esce di mezzo metro. E già un paio di ghiotte occasioni in contropiede per chiudere la gara, sciupate dalle gomme Marcello. Zucchini intanto
a far la guerra un po' contro tutti, fase un po' confusa. Tarable perde il contrasto con Riccardo Male che per la prima volta scappa in avanti in contropiede. Stipancic, grande giocata per Tentindo che si mangia letteralmente il gol del nuovo +3. Ottima figura qui per Mattias Castellarin, un po' meno per il numero 11 nero-arancio. C'è Mujesan che ingaggia il duello a sportellate con Markovic, se ne va 2 volte ancora Mujesan, sinistro di Matteo Mujesan, tripletta per lui, gioco partita incontro. 6-3 Gomme Marcello, grande giocata di forza su Markovic, di qualità in mezzo a due. Finisce qui, dice il signor Romeo Fabrizio. Le Gomme Marcello sono la prima squadra qualificata ai quarti di finale Crese Cup e giocheranno giovedì sera alle 19. Domani sera si scoprirà se la loro avversaria sarà l'Accademia del Biliardo oppure il bar Bibidi Bobidi Bu. Partite che inizieranno domani sera alle 20. Quindi un altro match alle 21 e poi alle 22 il Costa Lunga Gran Bar Italia contro i DJ Mandalo, quadro degli ottavi di finale che verrà chiuso lunedì sera sempre qui sul campo 1 con 4 gare dalle 19 alle 22.